Abbiamo firmato il contratto, il comodato per l'utilizzo, il riuso e la rigenerazione della caserma Piave con l'associazione Open Piave. L'amministrazione Manildo disinnesca la bomba caserma Piave e centro sociale Django in un colpo solo. La firma di oggi, che dà incomodato il complesso dell'ex caserma, regolarizza posizioni e situazioni. Tutto sarà regolato da un contratto anche in rapporto con Django, che avrà come referente Open Piave. Attraverso lo strumento del processo partecipato all'interno della caserma Piave sarà dato vita a tutta una serie di attività, ma per saperne di più e meglio bisognerà pazientare ancora qualche giorno e con diversi attori. Non ci sono imprenditori che vogliono trarre legittimamente lucro, però è l'aspetto sociale, questo è il tratto distintivo. Un percorso, spiega il sindaco, partito da tempo, ma che negli ultimi 8 mesi ha subito un'accelerazione positiva, ma guai a dire che una risposta a chi contestava l'amministrazione. Non è una risposta a nessuno, è una visione di un'amministrazione che cerca di risolvere e affrontare i temi con serietà e con voglia di anche soluzioni innovative. Sulla caserma Piave e centro sociale la Lega aveva picchiato duro tra esposti, dichiarazioni e attacchi in consiglio comunale, ma il primo cittadino ha tirato dritto portando a casa forse una vittoria personale. Alla Lega manda a dire: noi siamo nel momento che possiamo fare il nostro gioco, siamo noi che abbiamo gli scacchi bianchi, facciamo le nostre mosse, saranno loro che rispondono. Se preferiscono rispondere sempre con livore o con trarre conclusioni da qualcosa di incompleto o traendo qualcosa dal verosimile piuttosto che dal vero, sono liberissimi di farlo.